Buonasera a tutti amici, siamo puntuali questa sera, non ho avuto impicci strani, come spesso mi succede con le dirette. Dunque siamo qui col consueto appuntamento del martedì e del venerdì, e oggi martedì 20:30, 21 saremo insieme per questa mezz'ora dedicata alle sibille e alle risposte gratuite. Dunque, se avete una domanda da fare potete scrivermi la domanda in modo chiaro. So che per molti di voi le domande sono chiare perché sono chiare le vostre situazioni nelle vostre teste, ma per me che ascolto ovviamente non è sempre necessariamente così. Dunque cercate di spiegarvi bene e di farmi una domanda chiara con il vostro nome e la vostra data di nascita e, se chiediamo su qualcuno, anche il nome e la data di nascita di questa persona. Ci sono degli amici, ciao Marietto, ciao Marina, ciao Perla, ciao Livio, buonasera a tutti e bentrovati. Allora, ho già detto come si pone la domanda, ho detto i dati che mi servono, vi ricordo comunque che durante la settimana abbiamo più appuntamenti con le dirette. Domani sera saremo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, mi raccomando, a lui mancano 15 iscritti per raggiungere la soglia dei 1000, magari possiamo sostenerlo iscrivendoci al suo canale YouTube se ancora non l'abbiamo fatto. Ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Troverete sicuramente in entrambi i canali molti contenuti interessanti che potranno darvi una mano in più circostanze della vita. Bene, detto questo, l'appuntamento appunto è domani sera alle 20:30 fino alle 21 sul suo canale YouTube. Torniamo poi venerdì tra le 20:30 e le 21 sul mio canale YouTube, perciò torneremo di nuovo qui, e sabato alle 16 con l'appuntamento pomeridiano, questa volta di nuovo sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, detto questo, vi ricordo anche che il lunedì, per gli appassionati di esoterismo che vogliono comunque fare un cammino di consapevolezza secondo le scuole tradizionali ermetiche, possono raggiungerci sul canale YouTube, non è vero, sul gruppo Telegram, i Magici Arcieri Bertoldini. L'ingresso è gratuito e tutte le cose che vengono spiegate e insegnate, trasmesse in quel gruppo, sono a carattere gratuito. Chiaro che se vi vengono consigliati dei libri o del materiale, questo poi spetta a voi ed è l'unico impegno che in fondo vi viene richiesto. Bene, ci sono già delle domande, dunque io direi, intanto finisco di salutare tutti gli amici, Maurizio, Eliana, Antonio, Fiorella, Mary, François, Francesca, va bene, e Paola. Bene, per ora abbiamo questi amici collegati e cominciamo dunque con la prima domanda di Perla. Ecco qua, mi sono armata. Perla, 2 agosto 74. Acquisterò casa entro dicembre, congeniale alle mie esigenze ad un prezzo conveniente? Rispondiamo a Perla. Vediamo se entro dicembre, vediamo questa domanda, se entro l'anno dunque riuscirà ad acquistare una casa a un prezzo conveniente e corrispondente alle sue necessità. 2 agosto 74, Perla. Inquadro il taglio. Allora, è possibile che qualcuno ti aiuti e ti fissi più incontri. Intanto vedo che la ricerca allora, io da cosa vedo, mi piace indicarvi le carte così per chi è appassionato, per chi vuole magari imparare, può magari vedere come le interpreto io, a me fa piacere condividere. Dunque, abbiamo una situazione bloccata nel passato, sembra quasi che la fortuna remasse un po' contro, però
alla fine si è trovato comunque un equilibrio e sembra proprio che la cosa sia maturata in positivo, perché abbiamo proprio un cambio da questo momento in poi. Questo blocco che in fondo ti impediva delle cose, poi si sono trasformate. C'è stato, come dire, un momento dove hai visto in effetti qualche modifica proprio intorno a te, di armonia, di maggiore collaborazione, più opportunità. Ti vedo comunque già alla ricerca, cioè noi siamo, questa è la linea del presente e dei prossimi giorni. Questa è diciamo, l'ultima carta che chiude la situazione che appunto si è avviata adesso. Dunque ti vedo già alla ricerca, hai già cominciato a guardarti intorno e sei in attesa di qualche buona notizia. Effettivamente ti vedo consolidare qualcosa a livello economico, dunque ti vedo arrivare delle entrate, delle possibilità, però ci saranno dei ritardi, forse qualche occasione che ti sembrava valida si potrebbe perdere, o qualcuno acquista la casa prima di te, insomma in un certo senso vedo quasi che un qualcosa che ti piaceva ti sfuma dalle mani. Ciononostante non ti abbattere, perché in realtà le occasioni saranno molteplici ed è possibile che però dovrai attendere un altro pochino, forse perché una qualche comunicazione ti porterà a qualche disagio, qualche cosa, oppure addirittura magari c'era una visita, un qualcosa che sembrava potesse essere risolutiva, in realtà vedo che poi qualcosa va per storto, anche questa carta ce lo dice, abbiamo qua la carta, è come se pensavi di averne adocchiata una, ma però non so se l'acquisti già, perché secondo me questo accoppiamento qua significa che non, capisci? Perché questa carta che è molto negativa, vicino alla carta dove in effetti si va a firmare un accordo, un contratto, secondo me vuol dire che probabilmente arrivate praticamente agli accordi, ma poi non si siglano. Nonostante ciò, in realtà, secondo me la individui entro fine anno. Non ti posso dire che la compri, ma entro dicembre secondo me la trovi la tua, visto che la domanda era relativa a entro dicembre. Benissimo, anche perché immagino tu abbia forse un po' di premura. Allora, passiamo avanti, vediamo la prossima domanda. Liana Kaku. Allora, io tra l'altro vi ricordo che per chi potesse essere libero di parlare, o per chi comunque vuole la risposta in diretta, può anche telefonarmi al 347 8702 622 fino alle 21, chiaramente rispondo per una domanda gratuita. Dalle 21 in poi no, dalle 21 in poi se volete vi prenotate per un consulto a pagamento, un consulto con me dura un'ora e ha un costo di 20 euro. Detto questo, andiamo avanti, rispondiamo a Liana. Buonasera, Ileana, 29 luglio 86, lui Giuseppe 24 novembre 92. Come vedi questa relazione c'è futuro. Vediamo un po'. Ileana e Giuseppe. Chi dei due è orgogliosetto? Allora, la linea del passato mi racconta una storia un po' forte. È come se lui fosse arrivato in un momento molto delicato della tua vita e abbia cominciato comunque un corteggiamento che devo dire che, visto
quello che stavi affrontando ti ha dato un po' di sollievo. Attualmente vi vedo bene, vi vedo sereni, vi vedo anche abbastanza affiatati. Certo, ehm, ci sono più persone che vi girano intorno, qua non specifica bene se intorno a te o intorno a lui, comunque ehm, può essere anche solo proprio un contesto di amicizie che avete in comune o che frequentate, oppure effettivamente qualcuno di voi due è corteggiato. Comunque devi fare attenzione un pochino perché forse è un po' ambito o c'è qualche aspetto che non ti è molto chiaro, però guarda che da quello che vedo si direbbe che nel prossimo periodo abbia uno sviluppo molto positivo, anche con qualche colpo di fortuna, qualche momento veramente favorevole. E, è probabile, io non so bene, ma uno dei due dovrà spostarsi e ci sarà un periodo di lontananza, però insomma diciamo che non mi sembra malaccio, solo che sembra che abbia una piega, che poi prenda una piega più leggera tutta la cosa. Mm. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo, se quello che è stato visto è giusto. Andiamo avanti. Allora, vediamo la prossima domanda, è di François, però mi è scappata la mano, ma così colgo l'occasione per salutare gli amici che ho visto intanto collegarsi, Tiziana, Lucy, Maurizio l'avevo già salutato ma ha posto una domanda, ciao Italia, ciao Angela, ciao Sara, ciao Valeria, guardare oltre, Anna, Maria Grazia, Claudia, Domenico, Cinzia, Maria Pia, ma quanti siete? Che bello stasera, quando siamo in compagnia mi fa tanto piacere. Allora, vediamo un po', per favore, devi aiutarmi, mouse, non devi mettermi in difficoltà. Ecco qua, buonasera cara Ilde, Francesca, 1° settembre 93, Ilario, 5 gennaio 77. Cosa c'è, ci sarà tra di noi? Grazie, sei sempre illuminante. Oh, grazie. Poi oggi mi sono fatta carina per voi, eh? Allora, vediamo un po'. Francesca, 1° settembre 93, Ilario, 5 gennaio 77. Vediamo come la situazione e come evolverà. Beh, già dal taglio si intuisce un clima di intimità crescente, che cresce anche man mano che vi sentite con le comunicazioni, sembra che vada aumentando il tipo di, come dire, armonia, no? Coinvolgimento. Beh, insomma, la stesa non è proprio favolosa però. Allora, senti, qui ti devo dire che, cioè, non riesco a capire se, così. Chiaramente non conosco nulla e dunque sembrerebbe comunque che ci sia, non lo so, o uno dei due di voi due è già legato, oppure c'è una persona che gira intorno, che cerca di insinuarsi, almeno nel passato recente. Allora, la linea del presente è travagliata. Ci sono delle cose che ti faranno dispiacere, probabilmente un cambiamento di atteggiamento, che questo non ti farà tanto piacere questa cosa, però ehm, c'è anche, come dire, un'attesa, una sensazione comunque che la cosa stia sempre per cominciare, ma che poi trovi dei blocchi. E possono esserci anche dei momenti comunque di gelosia, non è sempre tutto
non sarà sempre tutto chiarissimo, probabilmente alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti saranno un po' difficili da capire o non saranno chiari o comunque feriranno, porteranno delle problematiche. Allora, devo dirti che da questo non mi sembra di vedere l'inizio di qualcosa. È come se fosse in procinto di cominciare un qualcosa, ma poi trovasse un blocco. E che in fondo probabilmente a lui piace un po' essere corteggiato e non so che carattere abbia, perché da una parte sembra molto chiuso, comunque un tipo più maturo della sua età, dall'altra però magari manifesta ancora determinati limiti o non ha ancora desiderio di un qualcosa di più duraturo. Ti dirò però che le 4 carte dell'esito parlano comunque di incontri anche positivi, ma c'è sempre un'ombra, qualcosa di non... Cioè, secondo me qualcosina potrà avvenire. Non vedo intimità fisica e non mi sembra di vedere un avvio scoppiettante, te l'ho detto. È come se volesse partire, ma c'è un freno o ci sono dei blocchi. Qualcosa partirà alla lunga, però questo nemico messo lì non ci sono carte sentimento particolarmente accese. Si direbbe che siete in una fase di corteggiamento dove sembra poter avvenire chissà cosa e non vedo molta... mi dispiace Francesca, forse... non lo so, probabilmente lui ha delle ferite o comunque, non lo so. Ma non è che è impegnato questo qui? O separato da poco? Boh. Allora, andiamo avanti. Maurizio, una domanda per il suo amico. Lei, vabbè. Cioè Alfredo, 23 gennaio 74, vuole sapere che opinioni ha questa donna del 3 febbraio 67 su di lui. Che opinioni ha lei? Dovete essere più precisi con queste domande. Per voi sono chiare, per me no. Non so chi è l'amico, non so chi è lei, non ho capito il soggetto di questa domanda. Siate chiari, chiari. Per il mio amico, però siccome è il tuo amico che ti manda avanti a chiedere, probabilmente l'opinione che ha questa donna, 3 febbraio 67. Avanti, io ritengo, suppongo che sia la cosa più giusta. 3 febbraio 67, lei, Alfredo, vediamo, lei su Alfredo. Ma una bellissima opinione, una bellissima opinione. Certo, magari ci è voluto un pochino, perché lei si sente più grande, magari ha qualche dubbio, no, su come lui possa veramente interagire con lei e questo dubbio comunque che va trasformandosi, va cambiando, sembra lei ha timore in un certo senso che possa essere solo un qualcosa così, senza impegno, no? E dunque probabilmente ha dei momenti di alto e basso dove non si sente completamente a suo agio, anche se la cosa in realtà le fa tanto piacere. Io da quello che vedo che la cosa avrà un bel crescendo, tra l'altro un qualcosa, anche se un po' chiacchierato, un qualcosa di favorevole per entrambi, un qualcosa che porterà fortuna a tutti e due, che porta fortuna a tutti e due. C'è qualche preoccupazione, a dir la verità, nel prossimo periodo, probabilmente ci saranno delle cose, degli aspetti da chiarire che portano un po' di abbattimento, però io vedo una,
una bella chiusura. Qui abbiamo comunque il Belvedere, come se ci fosse un'aspettativa di un qualcosa di continuativo, di duraturo, è è in bilico tra fidarsi e temere, questa donna, però sa che lui è giudizioso, lo vede comunque abbastanza responsabile. Beh, in sostanza secondo me lei ha un'ottima opinione, perché comunque anche le carte di esito sono molto favorevoli. Sì. Comunque, di al tuo amico che chiaramente lei ha qualche perplessità, ma mamma che capelli che ho oggi. Comunque, la vedo molto positiva la faccenda, l'opinione di lei non è negativa, tutt'altro. Allora, Lucy, riuscirà mio padre a vendere la casa? 27 settembre 35. Vediamo se Gino vende casa. (27 settembre 35). Vabbè, già al taglio ci parla di casa. Mm. Allora, beh, devo dirti che lui effettivamente ci sta mettendo tutta la sua buona volontà, o comunque in passato ha già concordato anche il prezzo di vendita, cioè è già tutto chiaro, probabilmente c'è anche chi se ne sta occupando, perché vedo comunque questa figura che con determinazione, insomma, sta seguendo un po' la situazione. Guarda che però in questo momento no, o il prezzo di vendita è un po' alto per il periodo, oppure non si trovano acquirenti, comunque c'è un problema legato al denaro. Troppe cose in questo momento proprio e nei prossimissimi giorni non la vedo molto bene qua la situazione, ci sono troppi blocchi, troppi ostacoli, sembra quasi che ne spunti sempre una nuova, no? Però vediamo che nel prossimo periodo c'è già qualche arrivo di qualche notizia, forse qualche offerta, qualcosa, però no, questa offerta salta. Dunque si passa a una nuova strategia, però vedo che comunque sarà un po' difficile riuscire, bisognerà proprio cogliere, approfittare di un'occasione, però questa occasione qua potrebbe voler dire un compromesso sul prezzo. Bene, andiamo avanti. Vediamo Valeria, buonasera. Volevo sapere se c'è per me l'arrivo di un amore, al momento sono sola. 2 marzo 76. Allora, Valeria, vediamo un po'. Vediamo il taglio. Forse più occasioni da cogliere al volo, o comunque attenta a occasioni che però non necessariamente sfociano. Comunque, qualche occasione ce la fa vedere. Allora, partiamo dalla linea, ho messe male, partiamo dalla linea del passato. Ti sei data tanto da fare, sei stata una persona corretta, però ti hanno fatto soffrire. Qua, nonostante tutto, qualche dispiacere te lo porti ancora un po' dietro dal passato, probabilmente
hai avuto accanto un uomo o che lui si riteneva migliore di te o che tu percepivi migliore di te. Questo ha causato sicuramente qualche difficoltà che ancora oggi, attenzione, dovresti rielaborare. Per quanto riguarda comunque l'arrivo di un amore, diciamo che al presente è possibile che già ci sia qualcuno interessato a te, però probabilmente o non lo consideri tu perché è troppo grande, potrebbe essere un uomo più grande di te, maturo, un uomo comunque di un certo tipo, un tipo d'uomo freddo all'apparenza, comunque con una posizione anche di prestigio o comunque con un atteggiamento giudicante. Ad ogni modo una persona che tu recepisci lontana dal tuo modo di essere, però in realtà potrebbe rivelarsi un incontro fortunato e che potrebbe darti da pensare in un certo senso, positivamente, potrebbe dare l'avvio a dei progetti e lo vedo che già ti gironzola intorno una figura di questo tipo. Ora, nel prossimo periodo tu è come se percepissi che l'occasione valida per te è persa, però invece succederà un qualcosa, cioè nascerà un sentimento che può portare anche a una concretizzazione maggiore, ma vedo che probabilmente si opporrà una figura, potrebbe essere una madre, potrebbe essere un qualcuno che comunque a modo suo interferirà e insomma, in sostanza, sì, lo incontri qualcuno, ma qualche problemino ci sarà e lo incontri anche a breve, potrebbe già essere che tu l'abbia incontrato e che si sviluppi nel prossimo periodo, però questa carta indica comunque problematiche importanti a cui andrai incontro, no? Alle quali andrai incontro. Ma l'esito comunque è favorevole. Secondo me sì, e sarà anche qualcuno con cui costruirai. Dunque sì, è in arrivo qualcuno. La risposta è sì. Qualcuno che comunque porterà anche un certo benessere economico nella tua vita. Allora, Anna, vediamo Anna. 31 marzo 64, mi puoi vedere se avrò il finanziamento che chiederò per la mia attività? Ah, ok, già che per ora si parla di questi finanziamenti, informatevi bene da qualcuno veramente valido per chiedere se vale la pena fare di questi finanziamenti, a meno che non siano fondo perduto e un indebitamento, ricordatevelo. Però vediamo se avrai il finanziamento. Il taglio dà già un primo indizio favorevole. Allora sì, secondo me sì, però o le cose sono due, o faranno perdere un po' di tempo, o ti daranno informazioni non proprio chiarissime, tra gelosia, disgrazia, deliranti, questo senso d'attesa, secondo me il tempo te lo fanno perdere, non sarà una cosa subito, sebbene tu corrisponda al profilo che può avere, come dire, diritto a questo finanziamento, ma suppongo che più o meno sarà un periodo dove li elargiranno, non vi preoccupate che di elargirli li elargiscono, so che poi bisogna che siano anche soci delle difficoltà, non solo. Comunque, vabbè, queste sono valutazioni a parte. Allora, sì, attenta però, valuta bene tutti i rischi, eh? Questa qua è una carta della leggerezza e anche gelosia mette in allarme un attimino. Anche questa non è bellissima, dunque o ci saranno dei grossi ritardi, delle problematiche importanti, delle notizie non completamente corrette, dunque io ti invito a fare molta attenzione e a informarti bene.
di averlo lo avrai, perché più chiaro di così è impossibile. Speranza, gran consolazione, riunione, che è il buon esito, dunque alla tua domanda se avrai finanziamento è sì. Però mi raccomando, c'è una fase qua che devi mettere in chiaro bene tutto, te lo ribadisco. Allegrezza al cuore, gran signore, ladro, bambino, sì, conferma che avrai l'esito, occhio solo, questo qua comunque leggi bene tutte le carte, informati bene su tutto, comunque l'esito è favorevole. Allora, veniamo alla prossima domanda, che è la domanda di Maria Grazia. Maria Grazia, 8 aprile 93, si farà sentire il mio ex Matteo, 15 novembre 90, dello Scorpione. Vediamo se questo scorpioncino, che tanto io non lo è più, comincia ad avere i suoi bei 30 anni a momenti, dunque. Vediamo Matteo. 8 aprile 93, Maria Grazia. Sembrerebbe proprio di sì. Aspetta che rileggo la domanda. Si farà sentire, sì. Allora, devo dire che le lacrime, l'allegrezza, il cuore, abbiamo come si chiama già l'artista, il nemico e la vecchia signora, dunque abbiamo una situazione, probabilmente col tuo ex è durata un po' di tempo, è stata una relazione non brevissima, ha avuto una sua evoluzione, una sua storia, ma con delle sofferenze. Forse tu hai scoperto qualcosina che non avresti voluto sapere, qualcosa che ti ha fatto molto dispiacere, che comunque un qualcuno ha agito alle tue spalle, insomma, una situazione abbastanza dolorosa o comunque che ha avuto l'epilogo, ovviamente se già dici che il tuo ex è chiaro che non può essere diversamente. Abbiamo al presente, tu hai ancora la sensazione, tu sei ancora legata a lui, no? Sei bloccata là, sei proprio ferma lì, questa cosa ti fa ancora tanto male, ti fa ancora tanto soffrire. Ad ogni modo andrà meglio nel prossimo periodo ed è possibile che tu abbia una riconferma di qualche tipo, anche perché qua devo dirti che lo vedo pieno di rimpianti. Dunque, secondo me, sì, raccoglierai una soddisfazione, un qualcosa, però vedo anche che c'è un leggero affollamento di figure maschili. Potrebbe anche dire che nel momento in cui si fa sentire lui, è un momento in cui anche qualcun altro si farà avanti verso di te. L'esito è favorevole con lui che ha tanti rimpianti, ma che tu, secondo me, sarai tu a non voler continuare. Benissimo. Oh, io ho sforato l'orario, però spero che vi siate divertiti insieme a me. Vi ricordo ovviamente che rispondo in ordine di arrivo, quindi avendo mezz'ora di tempo, ovviamente prima arrivate e più probabilità di ricevere la risposta ci sono. Dunque, sappiate che alle 8:30 massimo perdo 5 minutini ad aspettarvi raccontandovi quali sono gli appuntamenti della settimana, ma poi comincio. Dunque, intanto vi ricordo che se volete un consulto con me potete chiamare il 347 8702 622, meglio ancora se mi mandate un messaggio WhatsApp a quel numero, così possiamo concordare
un appuntamento per un consulto che vi ricordo ha un costo di 20 euro e la durata di un'ora, durante la quale potete farmi tutte le domande che volete, non c'è un limite, ovviamente a parte il tempo. Detto questo, vi ricordo che domani sera, dunque se non avete ricevuto risposta questa sera e avete piacere di avere comunque una risposta da me e dal Marietto, tornate domani sera sul canale YouTube, però questa volta del Marietto Veneziano, alle 20:30 fino alle 21 saremo lì. E visto che stiamo parlando del Marietto Veneziano, mi raccomando, gli mancano 15 iscritti per arrivare a 1000, dunque diamogli un aiuto, tanto l'iscrizione non costa niente, anche se non vi interessa più di tanto, facciamo questo gesto di generosità. Se invece avrete la fortuna di capire quanto sono importanti gli argomenti di cui parla e di cui parlo anch'io e di cui parliamo appunto rispettivamente sui nostri canali, ben venga, meglio ancora per voi. Dunque diamogli una mano. Ci vediamo allora domani sera, 20:30 fino alle 21 sul canale YouTube, mi raccomando, del Marietto Veneziano. Bene, penso di aver detto tutto, vi ringrazio per la compagnia che ci siamo fatti e spero appunto che torniate a trovarmi prossimamente. Vi abbraccio tutti, un saluto dalla vostra Hilde, a presto.